Ciao Enrico, ciao Filippo. Ciao. Nevio, intanto è un piacere enorme. Grazie del grande. Però ma dai, insomma, Nevio, noi ci conosciamo da tanti anni, l'Avis di Chioggia è incredibile, forse una, ma non mi sbaglio a dirlo, ma una delle Avis più particolari del Veneto, particolari nel senso buono naturalmente. E ci impegniamo. Lo so, Nevio. Nevio è un nuovo ma un vecchio presidente, perché è da tanti anni che è in Avis. Quanti anni sono, Nevio, che sei in Avis? Diciamo nel 2021 contavo proprio l'altro giorno 27 anni che sono all'interno di vari direttivi, da consigliere, fatto segretario. Questo è il terzo mandato che hanno voluto, mi hanno dato la stima, la fiducia, e va bene. Ma insomma, Nevio, è il minimo che si possa fare con te, perché è veramente, c'era una pubblicità che diceva vuol dire fiducia, Nevio vuol dire fiducia, nel senso che hai fatto tantissime cose, fai tantissime cose e hai fatto tantissime cose. Io lo posso dire perché testimonio, caro Filippo, perché noi siamo andati a fare diverse cose con Avis Chioggia, abbiamo fatto delle cose bellissime, due finali, bellissime finali. Purtroppo poi una volta è venuto un brutto tempo, insomma col brutto tempo si può fare niente, ma sono cose che succedono. Ma l'importante è che Avis Chioggia sia sempre in prima battuta. Ci racconti un po' i numeri di Avis Chioggia? Certo, allora noi diciamo che nel senso degli abitanti dovremmo essere un po' di più, siamo 2450 donatori attivi. Su 47.000 abitanti potremmo avere un po' qualche numero di più, ma conosci la nostra realtà. Certo. È una città di pendolari che sì, il periodo estivo abbiamo un forte incremento di abitanti, è una città di turismo che si sposta, e allora non è che abbiamo difficoltà, però i nostri donatori, quelli attivi, ci danno un grosso sostegno ad aiutare l'ammalato, ecco. Io ho avuto dimmi. No, vai, scusa, ti stavo interrompendo. Volevo dire, sì, l'anno scorso, diciamo che a parte la pandemia, che è stata una cosa fisiologica, abbiamo perso un po' di donazioni, però devo dire che in questi 4 mesi qui fino a aprile ne abbiamo recuperato un centinaio, e questo ci fa ben sperare per l'attività estiva, che sai, da noi sì. Poi i nostri soci si fanno varie attività e vanno in ferie o quelle cose che solo si fa nel periodo estivo. Io ho avuto la fortuna, come ti dicevo Filippo, di conoscere l'Avis di Chioggia, di conoscere Nevio e tutti i vari amici e consiglieri, presidenti, segretari di Chioggia. Ho avuto anche l'opportunità, perché Nevio comunque è un grandissimo, ti ospita, è un grandissimo personaggio, di visitare anche il centro raccolta in ospedale. Insomma, ho visto tutta una serie di cose che fanno, che sono veramente di alta scuola, e questo va a come si dice, a onore al lavoro che hanno fatto in questi anni. Sì. Poi volevo ricordare che, diciamo, ecco, per ricordarne il percorso negli ultimi 15 anni, noi siamo stati nella provincia di Venezia i primi su 43 comunali che hanno pensato l'innovazione e hanno creato un'app, dove che nel Veneto si contava sulle dita, che hanno iniziato con la prenotazione, un'app che ci ha dato tanta soddisfazione. Poi siamo stati un po' di stimolo anche alle altre realtà. Certo, è vero. E il territorio, poi, come diceva Nevio, è il fatto che si riempie d'estate in maniera incredibile, e non è sempre facile gestire un Avis in quel territorio quando si riempie così, no? Sì, perché le attività le conosci, e i donatori, anche se fai la chiamata, li sintetizzi, ma ti dicono vengo in settembre, esatto. E sai che il periodo estivo per noi è un momento di calo, esatto. E bisogna garantire all'ospedale, esatto. Che si credono, perché le malattie vanno avanti, non vanno mai in ferie, sai anche tu, la leucemia, esatto. Tutte quelle malattie che necessitano di ogni giorno di avere la SAC. Esatto. Diciamo che un donatore non dovrebbe mai andare in ferie, ecco. Sì. Diciamo, capiamo, dai, Enrico, perché esatto. nel periodo
Poi adesso in questo periodo che ci hanno anche un po' tenuti sempre un po' chiusi, un po' privato, quelli segregati, adesso magari ci danno la possibilità, speriamo che questi vaccini ci aiutano a respirare un po' di aria pulita e di uscire, allora sicuramente la gente si sposta e di fare attività, insomma. Bravo. Diamo delle curiosità. A Chioggia praticamente tutti si chiamano Boscolo. Di secondo cognome, cosa fai, Nevio? Io penso, no, abbiamo due cognomi. Capò anche. Io sono Capò, ecco, mia moglie e Tiozzo e Boscolo e Tiozzo, esatto. Ci siamo scusati. Ma ci sarebbe da parlare con Nevio di queste cose per una puntata intera, perché è il ponte dell'Unione, tutte cose che mi ha fatto rivivere Nevio, le statue, quella del pescatore, dell'agricoltore, insomma. Andate a Chioggia perché è bellissima città. Oltre che a mangiare buoni dolci e ma buon adesso pesce, ci devi. Bisogna mangiare il pesce da noi. Che dolci, Filippo, che i dolci. bomboloni allora Krafen. voglio dire, Nevio, Dimmi. noi finiamo sempre la chiacchierata, perché è una chiacchierata simpatica di Alice, con cosa ci potresti ci fai trovare da mangiare, come se veniamo a Chioggia, perché devono sapere i nostri amici a casa che se veniamo a Chioggia mangiamo cosa? Cominciamo con un bel antipasto di pesce. Allora... Poi io direi una bella spaghettata di vongole, o se no la spaghettata di caperozzoli, le vongole veraci, o se no poi passiamo a un bella o magari un bel pasticcio di pesce o un gioco di pesce. Ciao! Io consiglierei una bella, ti do anche i particolari, una bella grigliata mista, una coda di rospo, una grilla, una bella stecca, allora... una sogliola. Però Nevio, ti devo dire un appunto, Tu non hai ricordato una cosa importante che mi hai fatto mangiare, che io non avevo mai mangiato. Ti ricordi? Eccole lì, le moeche, ragazzi, è una specialità. Lo diciamo proprio nel nostro modo, sì, è una cosa particolare, costosissima, perché viene coltivata. Enrico ha visto no, mangiata, ma è fatta mangiare anche. E sono cotte o crude? Fritte, ma scherzi. Cotte, fritte vanno fritte. Ma sono meravigliose. Ci vuole un lungo periodo di come si può dire, di lavorazione. Sì, e poi vengono, si ammorbidiscono molto, hanno un periodo. Per quello sono molto costose, ecco, perché però possiamo dire sono come il miele, sono piccoli granchi, come il miele. Nevio, non è che ci lasciamo qui, ci sentiamo più avanti. Se hai delle novità faccele sapere, qualche attività che farai durante l'estate, noi volentieri la pubblichiamo e ci sentiamo ancora, va bene? Grazie, sei sempre gentilissimo. Ma no, scherzi. Sempre l'associazione, grazie dell'invito a tutti e due, grazie. Ciao Nevio, andiamo con un nuovo brano in scaletta, Baby K, Omar Monte.